Scusa, è rientrato Fabiano? No. Ah, hai detto che stava dormendo. No, no, sta meglio. Non c'è neanche Marella, hai visto? Non è neanche cambiato. C'è fastidio questo filo. Buonasera a tutti amici di Twitch, benvenuti alla Palestra Bunker, 17ª giornata del campionato di Serie C. Basket Sant'Orsola che ospita la Innovius Senori. Innovius Senori imbattuta, 15 vittorie in altrettante partite, 30 punti all'attivo. Sant'Orsola che è in piena bagarre playoff in nona posizione al pari con Cussassari e Antonianum, quindi si prospetta un bel finale di stagione nelle ultime posizioni appunto dei playoff. Vediamo le scelte dei due coach, con Senori che scende in campo con Alessandro Pisano, la maglia numero 21, maglia numero 24 per Simone Piras, quintetto per lui. Questa è la novità di giornata, maglia numero 40 per Giri Ubalek. A chiudere il quintetto Andrea Cordedda con la maglia numero 3 e Federico Tola, maglia numero 17. Quest'oggi turno di riposo concesso da coach Piras a Capitan Merella. Prima volta, prima telecronaca storica senza Capitan Merella in campo, che però è in panchina a fianco dei suoi compagni a dare come sempre manforte, questa volta dal punto di vista carismatico, appunto in panchina. E sarà importante per la squadra approcciare bene senza il capitano. Dall'altra parte invece Sant'Orsola che scende in campo con Bertolini, maglia numero 8, ex di turno. Tanti ex in questa partita, come Federico Tola per esempio, anche Alessandro Pisano e Stefano Pugioni, che però purtroppo quest'oggi è ai box. Quintetto anche con la maglia numero 30 Giacomo Usai, Mattia Bergold e Alessandro Aroni. È proprio Mustafa Gaye a chiudere il quintetto per il Sant'Orsola, sta a saltare contro Giri Ubalek, ma vince la prima palla a 2 il numero 40 nativo di Praga, quindi possesso Senori. Pisano aspetta l'uscita di Tola, riceve, si va sotto da Cordedda, marcato dal capitano del Sant'Orsola, si stringono le maglie difensive, Cordedda si separa, il tiro sbagliato, si combatte a rimbalzo, l'ultimo tocco è di Giri Ubalek, buona difesa da parte del Sant'Orsola, risulta la panchina, allenatore del Sant'Orsola, coach Lello Porcu, assistito da Amedeo Corrias, squadra molto giovane che sta vivendo di alti e bassi in questa stagione. Usai supera la pressione, ci mette la mano Pisano, concede solo rimessa. Playmaker del Sant'Orsola, un classe 2008 che effettua in questo momento la rimessa. Giacomo Usai scarica per Bertolini, finta del numero 8, poi parte verso il fondo. Ancora per Usai, collaborano i due, scarico per Gaye, giocata bene, sbaglia il 34, li conquista il suo stesso rimbalzo, poi Bertolini ha un'opportunità, piedi a posta da 3 punti, rimbalza alle volte sul ferro, ma ancora una volta il Sant'Orsola con un extra possesso, ci pensa Bergold nell'angolo, Bertolini, seconda tripla e secondo errore, mani fredde in questo avvio. E quindi Ubalek lontano dal ferro, scarica per Simone Piras, di nuovo sotto per Cordedda. Si stringono subito le maglie arancioni quando prende palla Cordedda, ci pensa Ubalek con un piede dentro i 3 punti, poi Piras rimbalza ancora Ubalek e finalmente, verrebbe da dire, dopo ben 8 errori da una parte e dall'altra, arriva il primo canestro della partita, lo firma Giri Ubalek e 2-0. Bergold per Usai, uscita verticale di Bertolini che poi scarica nell'angolo, ancora Bergold, si muove Aroni e vicino a canestro non se la sente perché lì c'è Ubalek che oscura la vallata, quindi ancora Bergold, finta, step back da 3 punti, gran canestro, gran realizzazione del numero 1 con un movimento precedente allo step back che poteva sembrare infrazione di passi non fischiata dagli arbitri. Dall'altra parte Tola si avvicina a canestro, gran realizzazione del numero 17
E Senori che sale a 4 punti, Usai in transizione, velocissimo il numero 30, ma diabolico Pisano a ipnotizzarlo difensivamente. Contropiede dall'altra, Andrea Cordedda, 2 sicuri, terza in arrivo. Diciassettesima giornata del campionato di Serie C che si è aperta con la sfida tra Torres e Cus, vittoria di sole 2 lunghezze fra la SEF Torres e il Cus Sassari, giocata proprio qui al Palasimula alle ore 5:30. Il velero Calasetta ha sconfitto invece per 94-81 l'Antonianum, vittoria importantissima in vista della battaglia playoff, quindi sconfitta che pesa questa per l'Antonianum. Nel mentre in contemporanea, insieme alla partita che vi stiamo raccontando, anche Ferrini corre al più 20 per la Ferrini in questo momento e Dinamo Olimpia che sono sul punteggio di 62-64 a pochi secondi alla fine. Sbaglia Senori da vicino, mentre Sant'Orsola ha realizzato il canestro del -2, addirittura la possibilità di impattare la sfida a quota 7. Ci prova che sbaglia, rimbalzo di Cordedda per arrivare al fallo di Bergol che vuole fermare la partita. 7:15 da giocare, 5-7 recita il tabellone. Partita divertente, squadre che non si stanno risparmiando tanti errori in avvio di sfida. Probabilmente la fisicità farà da padrona a questo match. Pisano, palla in mano, pressato da Bergold, supera la metà campo e aspetta il movimento di Simone Piras che si muove in base anche al difensore. Aspetta adesso il movimento di Cordedda che non prende la tripla, aspetta Pisano che immediatamente mette i piedi a posto e spara da 3. Gran canestro del professore in maglia numero 21, Alessandro Pisano, che è mancato tantissimo nelle ultime sfide alla Innovis Senori, che doppia nel punteggio Sant'Orsola. Bergol sino in fondo, ancora Pisano dappertutto in questo momento per Cordedda, 3 contro 3, Ubalek scarico intelligente per Simone Piras che non si prende la tripla, aspetta il ritorno di Tole Pisano, taglio di Pisano, libera il movimento di Cordedda, si prende il tiro da 2 punti, Andrea Cordedda, secondo ferro, Pisano, altro rimbalzo, questa volta c'è Usai a schermare il passaggio, lotta con Ubalek che si butta per terra, grande battaglia, 2 liberi in arrivo per Simone Piras e poi Ubalek che aiuta Usai a rialzarsi. Bel momento della partita, 6-18 alla fine del primo quarto. E salutiamo tutti gli amici in chat su Twitch. Quest'oggi è un onore avere al mio fianco 2 nostri fedelissimi della chat, Luca e Martino Marella, che sono spettatori non paganti quest'oggi a fianco a me. Grande onore, sono timidi e non li faremo parlare, però se la stanno godendo alla grande. Simone Piras sbaglia il primo e realizza il secondo. Bertolini supera la pressione di Senori, passaggio che trova Gheye, ma bravo Ubalek a rientrare, ancora Usai, scarico nell'angolo per Bertolini, ma azione viziata, fallo in attacco e a subirlo è proprio Federico Tola, specialista in questo fondamentale. Proprio prima di questa partita c'è stata la vittoria della SEF Torres per 2 punti contro il Cus Sassari, 19-20 il primo quarto, 16-26 nel secondo, poi la Torres è rientrata con un parziale di 7 punti nella terza frazione, poi 24-18 nell'ultima, con miglior realizzatore della SEF Torres Enrico Casu con 26 punti in 31 minuti, con 8 canestri da 2 punti e una tripla, grande prova di Enrico Casu. Anche i 14 di Stefano Trucchetti, dall'altra parte non sono bastati 21 di Lizzeri con ben 4 giocatori in doppia cifra per il Cus. Vittoria importante della Torres che prosegue così il suo cammino verso posizioni nobili nei playoff. Sbaglia Senori, transizione per Bergold che si alza da 3 punti, seconda tripla e seconda realizzazione pesante del numero 1 che quest'oggi è infuocato dai 3 punti, partito bene in questo campionato con ottime medie, poi si sono abbassate le sue statistiche, quest'oggi invece sembra essere tornato quello dei giorni migliori. Cordedda in avvicinamento, questo movimento l'ha sempre fatto in tutto il campionato, pressoché immarcabile, va a guadagnarsi ancora una volta il fischio con il Sant'Orsola che è tornato lì
ha un possesso pieno di svantaggio. Primi cambi nel match, entra Peruzzi, esce Capitano Aroni. Sbaglia il secondo, ma Simone Piras combatte e conquista il rimbalzo. Importantissimi gli extra possessi per Sennori. Cordedda, lasciali per Ubalek che sale al ferro contro due maglie arancioni. Grande canestro e gran schiacciata di Giri Ubalek che esalta il pubblico sennorese. Poi ancora Simone Piras a combattere. Usai in qualche modo salva il possesso. Eccolo qua, il primo highlight della partita. Schiacciata bimane di Giri Ubalek che ancora a 42 anni non perde il vizio di salire e devastare il ferro proprio in questo campo. Lo scorso anno gran schiacciata contro tutta la difesa e poi stoppata di Ubalek che per poco non salva anche il possesso. Bertolini allo scadere dei 24, corto sul primo ferro, 0 su 3 da 3 punti per Bertolini, lui che è uno specialista. Cerca l'anticipo Usai, ma Simone Pila si riesce comunque a muoversi negli spazi e sotto c'è ancora una volta Ubalek, ottavo punto già della sua partita, a metà della produzione offensiva di Sennori. Targata Giri Ubalek e poi arriva il fallo. Bonus già esaurito per il Sant'Orsola. Primo fallo di squadra invece per Sennori. Ancora Usai a scambiare, aspetta l'uscita di Bergold, cavalcato in questo primo quarto, si va sotto da Gay, ancora consegnato, chiuso in un angolo contro Ubalek, intelligentemente esce dal vicolo cieco per costruire un tiro migliore, mandata a bersaglio 100% dal campo per il numero 1, 2 su 2 da 3, ci mette anche il canestro da 2, ottavo punto per Bergold che alla pari di Ubalek è il miglior realizzatore della partita, 10-16 recita il punteggio, 3 minuti e 50. Anche Pisano non sbaglia quest'oggi, seconda tripla bersaglio. Quest'anno stava mancando il tiro dai 6,65 per Alessandro Pisano. Stava viaggiando una media del 40%, pochi tentativi rispetto all'anno scorso, ma quest'oggi si iscrive immediatamente alla partita con 2 triple. Ingresso in campo anche per Paolo Marreu sulle tracce di Usai. Un Scanu Manuta che va a guadagnare il fallo, quindi rimessa ai 14 secondi a disposizione per il Sant'Orsola quando siamo entrati negli ultimi 3 minuti e mezzo di primo quarto. Ancora Bergold, palla in mano, Peruzzi a spazio, lasciato libero da Cordedda, palla che non entra, combatte Verlik e ancora Sennori, scarico di Pisano per Ubalek, ottima posizione di Peruzzi. E qua fallo in attacco di Giri Ubalek.
Usai sino in fondo nonostante la pressione di Marreu, sguscia via il numero 30 e deposita i primi due della sua partita, 12-19 in favore della Inoviu Senori. Verlik, primo possesso, sotto per Spano, ha cambiato 3/5 del quintetto, palla persa da Spano e quindi Peruzzi è già dall'altra parte, secondo contropiede di fila, non arriva il fischio, Marreu conquista il rimbalzo e poi però fallo tecnico a bloccare la partita. Libero per Spano, il fallo tecnico realizzato dal numero 7. Cilello Porcu non era d'accordo con la non chiamata precedente, quindi è arrivato il fallo tecnico senza neanche richiamo. Quindi 12-20 per la Inoviu Senori, 2 minuti e 35 da giocare nel primo quarto. L'uscita di Verlik, mette i piedi a canestro, aspetta il movimento di Ubalek che immediatamente in un movimento solo si arresta, poi gran salto di Peruzzi a rimbalzo, ma il possesso ancora della Inoviu Senori. Tola palleggia, si palleggia sul piede, il possesso che torna a Sant'Orsola, entra in campo anche Michele Cipriano con la maglia numero 33 a dare un cambio sotto canestro. Ancora Usai, l'unico del quintetto che è rimasto in campo fino a questo momento, con Cilello Porcu che ha cambiato 4 quinti nello starting 5. Coach Piras che invece ne ha cambiati 3, lasciando Tola e Ubalek. Uno su 2 per il Sant'Orsola, ma si deve ritirare il secondo libero, invasione da parte di Ubalek, quindi Scanu Manunta che ha un'altra possibilità. Sbaglia anche questa, il rimbalzo è sempre di Senori che non è riuscita a scappare via in doppia cifra, si rimane sul +7. Ricezione complicata da parte di Verlik, pick and roll centrale, ancora Verlik, palla in mano, vuole attaccare, si arresta, tiro complicato, sbagliato, si combatte a rimbalzo, l'ultimo tocco di un giocatore in maglia verde. Sant'Orsola che ha l'opportunità di riavvicinarsi nel punteggio, manca palla in mano. Usai fuori per Scanu Manunta da 3 punti, rimbalza alle volte sul ferro ma la palla non entra, già dall'altra parte con Verlik, sino in fondo arriva il contatto, non arrivano però i punti ma soltanto 2 tiri liberi. Eccolo qua l'ingresso di Matteo Cabras al posto di Giri Ubalek, rotazioni accorciate per la Inoviu Senori, turno di riposo concesso da Coach Piras a Capitan Merella e Stefano Pugioni che è ancora in box. Il pacchetto degli esterni che accorcia le sue rotazioni. Simone Piras figurato così in quintetto quest'oggi. Paolo Marreu è già in campo e Senori che allunga sul +9, che è anche il massimo vantaggio di questa partita. Attacca Sant'Orsola, sbaglia, non contento il coach del Sant'Orsola. Senza scarico in questo caso si è accontentata la squadra di casa. Verlik ha la possibilità di mettersi in proprio, palleggia e tiro bersaglio, arriva il vantaggio in doppia cifra +11, 24-13 e time out per coach Cilello Porcu a bloccare la partita a 1 minuto e 13 a fine del primo quarto. Rettifica per i punti di Ubalek
sono 6 non 8, quindi fino a questo momento 6 per Ubalek, 6 per Pisano, 4 per Verlik, 4 per Cordedda, dall'altra parte 8 per Bergolt, 2 Usai, 2 Aroni e 1 per Scanumanunta. È terminata la sfida fra Dinamo e Olimpia Cagliari. Dinamo 67, Olimpia Cagliari 73, vittoria di 6 punti per l'Olimpia, tutt'altro che scontata, quindi d'ora in poi ogni partita sarà importante per ogni compagine, quindi non vi aspettate grandi margini tra le squadre. Andiamo a darvi anche qualche tabellino con l'Olimpia Cagliari che ha avuto nuovamente in Luca Tocco, il mio realizzatore, quest'oggi rotazioni molto corte per l'Olimpia Cagliari, a differenza delle scorse partite. Soltanto 9 giocatori a referto, 21 punti per Luca Tocco, 14 per Di Ciaula, dall'altra parte 13 per Pitirra e 14 per Meschini. E come detto Calasetta che ha sconfitto l'Antonianum per 94-81, non sono bastati i 29 di un infinito Putignano, e mentre realizza manca da vicino, buona uscita dal time out del Sant'Orsola. 38 minuti di impiego, quasi 39 per Putignano e 29 punti per lui, 26 dall'altra parte per Russo, che sembra averci ascoltato dopo l'ultima puntata. È tornato il Russo delle giornate migliori, portando così Calasetta alla vittoria. Certo che 26 di Russo e 20 di Amoruso, 46 punti su 94 di loro due, hanno contribuito e non poco. Verlik continua a contribuire alla causa, guadagnandosi 2 tiri liberi. Sbaglia Verlik, ma ancora una volta dopo un errore dalla linea della carità Sennori è bravissima a garantirsi un extra possesso. 5 secondi allo scadere 24, Spano attacca fino in fondo, lascia lì per Cabras, l'ultimo tocco è il suo e quindi Sant'Orsola che non può andare fino alla fine, discrepanza di 1 secondo e mezzo. Un Vargiu chiamato per questi ultimi secondi da Cocelello Porcu. Ancora il numero 2, aspetta il movimento di Cipriano, vuole ribaltare, lo fa per manca. 10 secondi alla fine. Ancora Scanumanunta, fuori dai 3 punti. Ottima difesa di Tola che sta molto bene con lui. Lo costringe al tiro, l'errore, ma manca. Vola a rimbalzo, deve tirare, lo fa, sbaglia, finisce anche il primo quarto. Sant'Orsola 15, Innovu Sennori 25, più 10 per i primi in classifica.
Inizia il secondo quarto, più 10 Sennori, Vargiu, Peruzzi, Manca, Cipriano e Scanumanunta in campo per il Sant'Orsola. Marreu, Pisano, Cabras, Verlik e Spano per la squadra ospite che va subito sotto per Alessandro Pisano. Sotto ancora taglio del suo compagno, fase confusa, nessuna delle due squadre riesce a trovare il possesso. Lo fa adesso Manca che supera la metà campo. Si muove Scanumanunta ma calpesta la linea laterale. Palla persa, la quinta di questa partita per il Sant'Orsola. Uscita di Verli che deve circumnavigare l'area. Aspetta il pick and roll, poi Vassino in fondo, gran giocata di Verli che non riesce a realizzare. Poi il Sant'Orsola è già dall'altra parte. Canestro di Peruzzi, anche il fallo. Quindi potenziale gioco da 3 punti. Il canestro quasi fatto da una parte, il gioco da 3 punti dall'altra. Sant'Orsola che può sfruttare sicuramente l'area un po' più libera. Un minuto se n'è già andato all'inizio del secondo quarto. Segno di palla in mano. Ancora Verli che da attaccare, si vuole subito rifare per il canestro non convertito in precedenza. Peruzzi già dall'altra parte ad affondare la Bimane. Gran gesto atletico. Si apre, riceve Cordedda che è tornato in campo nel mentre. Sotto ancora per Verlik, difesa del Sant'Orsola che si sta comportando molto bene in questa fase, specialmente Peruzzi. Terzo canestro consecutivo in contropiede, settimo punto del numero 15 e time out Gabriele Pira. Sant'Orsola meno 4. Saluti anche al bar da Jimmy che ci sta seguendo da Sennori. Saluti a tutti gli amici sennoresi. Saluti anche al bar da Paschino, come detto a Sennori ci seguono sempre. Un grande abbraccio a tutti gli amici sennoresi. Ancora Cordedda, supportato dai tifosi sennoresi giunti come sempre anche in trasferta. In avvicinamento Spano sbaglia ancora una volta. Un contropiede immediato da parte del Sant'Orsola. Scanumanunta che forse non si è accorto di essere così vicino al ferro, scarica e palla persa. Spano ha l'opportunità di alzarsi da 3, l'errore, e quindi non paga dazio il Sant'Orsola che già dall'altra parte manca, non riesce però a superare il difensore, perde palla. Poi Spano, fase più che confusa del match, vuole mettere ordine. Cordedda va da un giocatore che all'ordine nel DNA, è proprio Pisano, aspetta il blocco centrale, fuori per Spano, partenza centrale
vuole andare fino in fondo, gran canestro di Spano, un precario equilibrio, trova il tabellone, +6, poi dall'altra parte palla persa di Vargiu e quindi transizione Sennori, Pisano lascia lì per Cordeda, 2 liberi in arrivo. Sette minuti e 10 da giocare nel secondo quarto, 21-29 in favore della Inovius Sennori. Sant'Orsola che però sta giocando molto bene in questo secondo quarto, è rientrata anche sino a -4. Peruzzi sicuramente protagonista di questo parziale, in questo caso Deraglia, perde palla Ubalek, Pisano, ancora pressione, quasi frazione di 8 secondi, palla persa, Bergold dall'altra parte ne mette 2. 23-29, Sant'Orsola che con la pressione sta cercando di scombussolare i piani della prima in classifica. Pisano fuori per Cordedda, va sotto da Ubalek, ancora Giri Ubalek, intelligentissimo taglio dal lato debole e nonostante Cipriano sia un giocatore molto alto va a concludere Simone Piras, ruba palla a Vargiu e ne mette altri 2. 4-0 di parziale, nuovamente +8 Sennori e time out Lello Porcu. Quindi 2 time out spesi, uno da coach Piras e poi l'altro da coach Lello Porcu per bloccare subito i parziali delle 2 squadre. Sbaglia Cipriano ma corregge a rimbalzo Peruzzi e quindi Cordeda è già dall'altra parte, non sbaglia il numero 3. Ancora manca, fuori per Bergold, sotto Cipriano si svita il gran canestro del numero 33 che dimostra di avere delle mani educate. Ancora Pisano con Cordeda che ribalta, Ubalek chiama posizione di Tola sotto canestro, ancora Tola contro 2 maglie arancioni, vede libero nell'angolo Simone Piras, buon passaggio ma si chiudono nuovamente le maglie difensive.
E Alessandro Pisano quest'oggi non sbaglia da 3 punti. Altro canestro dalla linea dei 6,75. Nono punto per Alessandro Pisano. E poi ci mette anche il tocco per servire Cordedda, che viene però stoppato da Cipriano. Classica uscita di Ubalek dalla rimessa, questa volta sbagliata, 27-38. Siamo entrati nella seconda metà di secondo quarto. Usai fino in fondo, rallenta, poi riaccelera, elegantissimo numero 30 che però sbaglia. E quindi Pisano ribalta completamente fronte per Cordedda, che si alza da 3 punti, primo ferro. E poi passaggio bellissimo di Tola per il taglio di Cordedda. Si conoscono a meraviglia i due e fissa il nuovo massimo vantaggio di partita, 27-40 più 13. E anche la difesa di Tola che ruba palla e va sino in fondo. Senori che con la difesa sta provando a aumentare il gap. Cipriano va sino in fondo. Cipriano, 4 punti consecutivi al numero 33. Dall'altra parte ancora Tola per Cordedda. Si muove Ubalek, poi si arresta al centro dell'area, si svita Andrea Cordedda, elegantissimo anche lui. È 44esimo punto per i suoi. E Senori che aumenta il divario sul più 15. Sbaglia Bergold, quindi Cordedda a rallentare il ritmo. Tola, spalle a canestro, fuori per Pisano, mette palla a terra, si arresta, non trova il canestro, primo errore della sua partita. C'è stato sicuramente un tocco sull'avambraccio di Pisano non fischiato, quindi Cipriano dall'altra parte nell'angolo, la finta di Bergold, penetrazione, Usai ha spazio, se la prende quella tripla numero 30, secondo ferro. Cordedda chiama cambio nel mentre, non visto al momento a Coach Piras, anzi si alza Spano. Ancora Tola, diabolico in questi movimenti, vedete, con Bergold che protesta, ma qua tutta l'esperienza del numero 17 che porta sotto canestro il suo difensore. Va a guadagnare il fallo Sant'Orsola, e anche in bonus, anzi no, chiedo scusa, trattava di situazione di tiro. 2 liberi in arrivo per Federico Tola. Non si intendono in questo caso Pisano e Ubalek. Rara palla persa della NV Senori. Fino a questo momento unico giocatore in doppia cifra per Senori è Andrea Cordedda, 12 punti con 4 canestri realizzati da 2 punti e un 4 su 5 tiri liberi. Ne abbiamo 9 per Pisano, 3 per Simone Piras, 8 per Ubalek, 4 per Tola, 5 per Verlich e 3 per Spano. Per quanto riguarda Sant'Orsola, 10 per Bergold, 2 per Manca, 2 Aroni, 8 per Uzzi, 4 Cipriano, 1 Scanumalunta e 2 Usai, ben distribuiti da una parte e dall'altra. Soltanto 2 giocatori in doppia cifra nella partita, quindi 2:31 prima della pausa lunga. Con Coach Porcu che sicuramente deve stare attento, perché ha già su di lui un fallo tecnico, gli è già stata fischiata l'infrazione al coach del Sant'Orsola. In caso di secondo tecnico scatta immediata l'espulsione. Ubalek dall'altra parte scarica per Spano, torna sotto da Ubalek che deve solo girarsi e depositare altri 2 punti, nuovo più 15.
Usai, sempre con le marce elevate, pick and roll laterale con Aroni che però è in movimento. Ma quello eri tu? No, Nicola. Io sola però, mi sono di piazza. Ha messo i piedi fuori, io. Quindi siamo entrati negli ultimi 2 minuti di secondo quarto. Coach Piras che fa rifiatare anche Alessandro Pisano. In vista degli ultimi 90 secondi, Bergold da 3, questa volta primo ferro, si lotta a rimbalzo. Alla meglio Simone Piras che conduce la transizione. Ubalek lontanissimo dal ferro, ancora per Tola quando giocano insieme. Ubalek fa l'esterno e Tola quasi gioca da pivot, in questo caso sbaglia ma il Sant'Orsola è brava a correre il contropiede. Gheye fino in fondo. 33-46, Verrick chiuso nella pressione, Gheye sradica la sfera, Bergold fino in fondo, Ubalek regala uno scatto ai fotografi, seconda stoppata di serata. Come vediamo dalla nostra magnifica inquadratura è il nostro replay. Eccolo qua, gran stoppata di Ubalek, ovviamente come al solito grazie al lavoro di Nicola Bianchi per le immagini, di Papura per la regia. Bertolini nel mentre, canestro dell'ex, si sblocca al numero 8, 1 su 4 da 3 primi 3 punti. Usai diabolico, ruba palla Ubalek alle spalle, che vola in transizione. Altro 4-0 Sant'Orsola che chiude bene questo quarto e torna sotto la doppia cifra di svantaggio. E ruba un altro pallone, fallo però, fischiata Bertolini. Direi dal secondo, quindi più 10 Senneri con 12 secondi di discrepanza fra il cronometro dei 24 e il cronometro della partita. Ma Simone Piras ruba subito palla e va sino in fondo, sbaglia e poi Ubalek corregge dopo un errore, non sbaglia la seconda volta. Sant'Orsola che ha avuto l'illusione per un attimo di tornare sotto i 10 punti, ci riprova Bertolini, l'errore, Ubalek fa il vuoto ma ha spinto il numero 40, quindi si rimane da questa parte. Sì, ma non lo so, non l'ho visto. 8 secondi alla fine del secondo quarto. Usai, vediamo se si prende lui la conclusione, lo fa, va fino in fondo, si separa, sbaglia Usai, finisce anche il secondo quarto con il tiro di Ubalek fuori tempo massimo. 38 Sant'Orsola, 50 Innovius Senneri. Adesso pausa lunga e poi terzo e quarto quarto.
zoomiamo, facciamo primo piano, si sente tutto. Quello lo tagliamo, lo usiamo come clip a mandare sempre. Però volevi dire l'autore.
Io sono perfetto. Ma io fatti che stai iniziando, vai a chiacchierare. Calma, già non devo giocare io. Mi. Qua. Non è voi sentite? Oh, fatemi vedere. Sono andato a vedere Harry Potter. Ho fatto bene, allenate. Siamo sotto il quarto con Gianni da fuori la partita fino a porta 12 punti. Subito un cambio per il Sant'Orsola, quarto fallo immediato per Capitan Aroni, al suo posto Peruzzi che ha avuto un impatto micidiale, il numero 15, 7 punti, anzi 9 punti, di cui 7 consecutivi. Cordeda però non sbaglia, non trema la sua mano a cronometro fermo. Mentre diamo anche il finale di Ferrini Coral, 83-58, vittoria larghissima della Ferrini. Con 22 punti di Graviano e 19 di Salone. Non sono bastati i 25 del solito immenso Saud, che ha messo anche 5 triple. Bravo in questo caso Simone Piras a far carambolare la palla addosso a Usai, possesso che rimane alla Inovius Senori. Nessuna squadra ancora realizzata dal campo in questo terzo quarto. Fa vedere Tola, Ricciola non riceve, si alza da 3 punti Giri Ubalek, eccolo qua, il primo canestro dal campo della ripresa tripla di Giri Ubalek. Bergold chiude il palleggio, scarico per Usai, ancora fuori per Bertolini che si prende la tripla da una parte e risposta dall'altra. Fabio Bertolini, 41-55, ancora Ubalek in punta,
palleggio attivo, poi lo scarico viziato dal fallo. Riceve Ubalek fuori per Cordedda, vuole attaccare immediatamente il numero 3, scarico per Pisano, palla difficile recuperata da Bergold, si rialza in un attimo, converge verso il centro, ha spazio, si prende la tripla corta sul primo ferro, forse anche disturbato dal rientro di Ubalek, quindi Tola dall'altra parte con Bertolini che non riesce a commettere il fallo e quindi Ubalek chiuso addirittura da 3 giocatori e quindi Pisano ha spazio per un'altra tripla, 4 su 4 da 3 punti per Alessandro Pisano, quest'oggi non sbaglia dalla linea dei 6,75, numero 21 infuocato quest'oggi, sbaglia ancora Bertolini, Tola, gran gesto atletico, salva il pallone e poi Peruzzi, fallo subito, time out chiamato da coach Gabriele Piras. Sì, morì. Sembrava un passeggino. E l'acqua no. Sì, ne dai uno. Quando la presa pulire la buona. La dai là per la puoi sentare. Quando fanno quella doppia partita giù alla piscina pulita. Ah, sì, doppia carica. Loro due. Che curioso. Quando c'è il CMB portatore, così l'hai detto. Subito recupero da parte di Senori dopo il time out e tripla tentata da Cordedda, l'errore Usai dall'altra parte nell'angolo, Bertolini non riesce a realizzare, poi però ruba palla in maniera caparbia a Ubalek e quindi Usai scorribanda del numero 30 ancora con Bertolini, non riesce a realizzare il numero 8 che si sta spendendo tantissimo, si rimane sul 41-58, Pisano, fallo subito da Bertolini. Bella sfida, in questo caso è anche 5 tra i due giocatori, entrambi nativi di Porto Torres. Direi la nuova e la vecchia guardia di una città che ha prodotto veramente tanti fenomeni. Il panorama cestistico sardo, ovvero Porto Torres. I due separati da 14 anni, quindi la nuova e la vecchia guardia, ovvero Alessandro Pisano e Fabio Bertolini. Ancora Bertolini, finta, palleggia, resta il tiro, splendido gesto tecnico del numero 8, sbagliato però il tiro. Ubalek lontanissimo da canestro, ribalta ancora Tola, si muove dal lato debole nell'angolo per Piras, giocata benissimo da Senori, si combatte a rimbalzo, l'ultimo tocco è del numero 24. E basta con questa birra. Ubriaco. Bergold, scarico per Usai, ci mette la mano Piras in maniera fallosa. Tu mangi. 6 minuti e 20 da giocare nel terzo quarto, Senori in controllo sul più 17, Usai per Bertolini, ancora marcato da Piras che gli ruba il pallone
e scatena il contropiede di Giri Ubalek, gran schiacciata, e attenzione al super highlights che arriva, questo campo lo esalta, già 2 schiacciate quest'oggi da terra. Bertolini per Cipriano che sale al ferro da una parte e dall'altra. 2 highlight della partita, squadre che si stanno scambiando momenti di spettacolo. Simone Piras in Eurostep. Terzo fallo di Piras. L'ha avuto a 4 anni. L'ha avuto a 4 anni. Torna in campo Alessandro Verlich, riposo per Federico Tola. Realizza il primo Giacomo Usai. Sbaglia però il secondo, fa il vuoto a rimbalzo Ubalek e conduce lui l'azione della Inaviu Senuri. Lascia per Pisano, se ne sono andati praticamente quasi tutti i 24 secondi. Pisano deve inventare, non riesce a farlo, gli sfugge il pallone, palla persa a Senuri. Staffetta che continua tra Ubalek e Cabras, torna in campo il numero 13. Usai chiude il palleggio, non sa chi scaricare, poi trova Cipriano in punta, ancora per Usai, torna da Manca che si alza da 7 metri abbondanti e realizza il numero 3, il 47esimo punto per la sua squadra. Sfida fra numeri 3 con Cordeda che va sino in fondo e risponde allo stesso numero in maglia arancio che è già dall'altra parte per Scanumanunta, poi Cipriano che libera spazio per Usai, ancora Manca. Bertolini chiama palla sotto, riceve, gran movimento di Bertolini, quest'oggi sfortunato il numero 8, e poi palla persa a Senori, troppo lunga per Verlich. Ancora Usai, passa nel blocco, poi per Scanumanunta, ancora sotto per Cipriano, giocata benissimo dal Sant'Orsola, altri 2 di Cipriano che sale a quota 6 punti. Pisano dall'altra parte, Cordedda si apre e riceve, Cordedda scarico per Marreu nell'angolo, penetrazione, altro scarico per Verlich, ben contestato da il numero 33, battuta a terra, diabolico Usai che ruba palla, Scanumanunta va per le terre, sfortunato il 32. Tanti momenti confusi in questa partita e mette ordine, e noi salutiamo nel mentre prima canestrissimo di Verlich che va sino in fondo, ma salutiamo il nostro Mappo che ci segue da casa. Assolutamente sì, che giocatore Alessandro, sia Pisano che Verlich. I nostri due Alessandro, time out in campo, 49 Sant'Orsola, 66 Noviu Senuri.
ci beviamo la birra insieme, dai. Sì, è mancino. Tre minuti e 20 secondi alla fine del terzo quarto, è entrato anche Cucù per il Sant'Orsola. E proprio il neoentrato ha preso la conclusione, mandata a bersaglio. Ottimo impatto del numero 18, giovanissimo del Sant'Orsola. Cabras in punta, Spano. Marreu che consegna per Veric, tutta perimetrale, e arriva la tripla con tanto di fallo potenziale. Gioco da 4 punti da parte di Alessandro Verlic. Sbaglia però il libero aggiuntivo Veric, non concretizza. Gioco da 4 punti, una rara azione nella pallacanestro. Bertolini va sino in fondo, 2 liberi in arrivo per il numero 8, ex Innovius Senior. Ancora un 1 su 2 per il Sant'Orsola. Non riesce a trovare percorso netto dalla linea della carità, quindi tolla dall'altra parte, l'uscita di Veric ben anticipato. Quindi Cabras vuole andare fino in fondo, sbaglia Veric a rimbalzo, si combatte. Ultimi 3 secondi, Tola specialista dei tiri allo scadere, il numero 17, questa volta sul primo ferro. Io penso che sia uno degli arbitri più saggi che abbia mai visto. Fatto mettere la muta a Sant'Orsola. Dai Daniel, su! Ultimi 2 minuti, Tola subisce il fallo. Prossimo fallo, entrambe le squadre saranno in bonus. Gran passaggio di Spano per Verlic, giocata splendidamente e tripla del numero 14, seconda della sua partita, più 20, massimo vantaggio assoluto nel match. Bonus esaurito da Sennori, saranno 2 liberi per Manca.
Tanti errori a cronometro fermo per il Sant'Orsola. Realizza il secondo. 4 giri consecutivi da 1 su 2 per i giocatori di Lello Porcu, che tornano sul meno 19. Ancora Spano, si vuole mettere in proprio, si svita, trova il tiro ma non riesce a trovare il canestro, poi Cabras combatte e sbaglia. Cucù è già dall'altra parte, vuole andare fino in fondo, non riesce a trovare 2 punti con Cabras che rimane molto bene con lui. Siamo già dall'altra parte, Spano, deviazione del Sant'Orsola. Tola, spalle a canestro, va per terra, si rialza, non perde il controllo del pallone, in qualche modo è rimasta in campo, ma l'arbitro che era lì dei passi dice che è palla Sant'Orsola. Vargiu, palla in mano, ultimi 50 secondi di terzo quarto, Senori in controllo. Manca, si svita, uso del perno, va sino in fondo di mano sinistra, l'errore, Spano conduce la transizione, perde palla, Manca, potenziale 2 contro 1, torna a Verdi che quindi Manca, va sino in fondo, ne mette 2. Ancora Manca, 4 punti consecutivi che riavvicinano sul meno 15 e quindi Tola a gestire gli ultimi 10 secondi di terzo quarto. Scarico per Verrick, chiamato al tiro allo scadere, arriva in tempo utile, 3 bombe mandate a bersaglio da Verrick in questo quarto. 57 Sant'Orsola, 75 in Novi Senori. Salutiamo anche gli amici in chat che ci ricordano i risultati degli altri campionati, con Porto Torres che sta avendo, diciamo, lo stesso percorso di Senori con questa vittoria. Porto Torres ha vinto per 65-62 contro Nuoro, 16ª vittoria consecutiva come quella che si proietta per la Novi Senori. Con i ragazzi invece della promozione che sono in pausa questa settimana, non giocano. E ovviamente non poteva che mancare l'apporto della tifoseria, tutto il tifo, come sentite? Che spettacolo, che spettacolo! Accompagnati dai cori della tifoseria senorese inizia il quarto con Manca che ne mette referto altri 2, 6 punti consecutivi a cavallo fra terzo e quarto per Manca. 5-9-7-5 Verrick, Cabras, Marreu, Pisano e Spano in campo per Senori.
Marreu torna da Spano, il numero 7 vuole attaccare, va fino in fondo, appoggia la tabella, la palla esce e poi combatte il numero 7 che sta disputando un'ottima partita. Ancora lui vuole penetrare, scarica per Veric, mette palla a terra, il numero 14 questa volta non entra. E poi Scanu Manunta sino in fondo, ottimo scarico per Manca, che è assolutamente un fattore in questa fase. 8 punti per lui. Taglio di Cabras che scambia con Verlik. 2 punti di Matteo Cabras fino in fondo. Manca palla in mano, stanno scadendo i 24, va fino in fondo. Non riesce a realizzare. Un altro po'. No, guarda io, guarda come c'ho le mani. Guarda. Visto? Guarda come c'ho le mani. Guarda, io c'ho le mani così. Guarda. Ancora Cabras, altra penetrazione, non riesce a trovare canestro. Anche una smorfia di dolore, speriamo non si tratti di niente per il numero 13. E poi Manca. 10 punti consecutivi del Sant'Orsola che portano tutti la firma del numero 3, che può realizzare anche con libero aggiuntivo. Sant'Orsola 63, segno di 77. Pick il centrale tra Veric e Cabras, palla sotto, Cabras non riesce a trovare spazio, palla recuperata da Sant'Orsola. Manca, buona difesa di Spano che però poi commette fallo. Time out chiamato da coach Piras. Guarda, faccio una magia io, guarda, adesso faccio una magia, guarda. Io te l'aspettavo. Hai visto la magia? La devi mettere in un punto dove non la puoi... No, se la tieni non può sottomettere, arriva. La devi appoggiala all'interno. Allora, guardami bene, adesso io faccio una magia. Allora, attenzione, dove vuoi che... Allora, te la faccio apparire, guarda, guarda bene là. Attenzione, Milani! Canestro in avvicinamento da parte di Scanu Manunta, è entrato anche con la maglia numero 25 Enrico Cugia per il Sant'Orsola che si riavvicina sul meno 12 e mancano 7 minuti che sono un'eternità in questo sport
essendo richiamata sicuramente a completare l'opera. Prova Spano, sbaglia, rimbalzo di Cipriano che però se la porta fuori, si rimane da questa parte. Riceve Spano con Pisano in punta che aspetta il movimento di Verlik, marcato da Vargiu. Mancano 5 secondi alla fine dei 24, decide di mettersi in proprio Verlik, scarico per Pisano allo scadere e fate pure 5 su 5 da 3 per il numero 21 che quest'oggi non ha sbagliato niente. Canestro importantissimo che rispedisce il Sant'Orsola sul meno 15, ci mette anche la mano, per un attimo salva il possesso, poi Vargiu perde il pallone, Cabras da terra si combatte e poi in qualche modo Cabras canestro importantissimo di Alessandro Pisano allo scadere dei 24, ma anche perché Sant'Orsola era tornata sul meno 12 che in 7 minuti non fa stare tranquillo coach Piras, ma tripla che riporta sul più 15. Mi devo concentrare. Però metti la mano, non devi fare che ti risulta, però ma la magia non viene. Gran passaggio di Marreu, sotto per Spano, bucata la difesa, 5-0 di parziale Sennori e nuovamente, magicamente, più 17, capacità di creare parziali in un amen per questa squadra. Manca, vuole andare fino in fondo, il migliore dei suoi in questa fase conclusiva. Bene, 12 sono i punti questi ultimi minuti per il numero 3. Non si intendono Marreu e Pisano, palla persa. Ancora manca, palla in mano contro Spano, va sino in fondo, questa volta non riesce a realizzare. Spano, transizione, fermato da Cipriano, fallo intenzionale che spezza l'azione. Salito così a quota 16, manca, miglior realizzatore della sua squadra, l'altro giocatore in doppia cifra è Bergold. 8 per Peruzzi e Cipriano, 16 punti che sono anche quelli di Verlik e Cordedda, ma il migliore realizzatore della sfida è Giri Ubalek a quota 17, seduto in panchina in questo quarto. Pisano per Verlik, sotto per Spano, ribalta tutto per Marreu, extra pass, giocata benissimo, Verlik da 3 non va, c'è il rimbalzo Spano, taglio di Verlik, dietro la testa, Spano sbaglia, comunque creata benissimo Bergold dall'altra parte, conta i passi, tripla del numero 1 e nuovamente meno 12 Sant'Orsola e siamo entrati negli ultimi 5 minuti di partita. Pisano, Verlik, Ricciola, poi si apre Marreu che non riceve, si devono ricreare le spaziature, quindi pick and roll centrale, ultimi secondi, che passaggio di Verlik sotto per Cabras che sbaglia e quindi manca dall'altra parte per Bergold che perde il controllo del pallone e cambio. Torna in panchina Alessandro Pisano, rientra Federico Tola. Ancora Tola per terra, c'è palla vagante, esce in qualche modo il numero 17, gioco di prestigio di Federico Tola che poi si va a guadagnare fallo.
riceve Verric, spalle a canestro, fuori per Marreu, penetrazione di Marreu, scarico con tanti metri di spazio per Spano, sbaglia, vola, rimbalzo Marreu, fallo guadagnato e rimessa dal fondo per Aino Vissendo. Esce, riceve Spano, Tola in punta, ribalta per Verric, non si intendono i due, palla persa con Kuja che va in contropiede per Manca che realizza il 18° punto. Si fa male nel mentre Tola che chiede subito il cambio per non rischiare niente. Torna in campo Pisano. Speriamo si tratti solo di un colpo, non di niente di muscolare. Ricordiamo che Tola è stato ai box per le prime giornate con problemi alla schiena. E Sant'Orsola che lì sul meno 10 è rientrata la squadra di Lello Porcu. E mancano 3 minuti e 40. Alla fine tutto è possibile. Un Sennori che deve assolutamente completare l'opera. È stata anche sul più 20. Marreu, penetrazione, scarico. Verric, ancora Pisano. Vuole andare fino in fondo, prova il tiro, non va, si combatte a rimbalzo, l'ultimo tocco di Cabras. E Sant'Orsola che può addirittura tornare sotto la doppia cifra di svantaggio. E coach Lello Porcu blocca la partita, time out. Non contro il Monza. 3-2 finisce come il Milano, guarda. Giocano a Monza. 3 minuti e mezzo alla fine, 10 punti separano le squadre. Sant'Orsola che vorrà dare il tutto per tutto in questo finale. Bergold da 3, non va la tripla che avrebbe riportato sul meno 7 i suoi. Gran palla per Marreu che torna fuori da Cordedda. Pisano, taglio di Cordedda, si arresta, centro dell'area, non arriva il canestro e quindi Bergold, taglio di Kuja dal lato debole, Scalumanunta da 3 punti, non si prende la conclusione. Numero 25 ricrea le spaziature, ultimi 10 secondi, deve attaccare, pareggia l'est tiro, ottima difesa di Pisano. Quindi 2 minuti e mezzo, Verlic sino in fondo per Cordedda, altra penetrazione, palleggia l'est tiro, questa volta non lo sbaglia il numero 3, più 12 Sennori, serviva la giocata di Cordedda. Poi Manca, lasciato libero, si prende la tripla, la sbaglia. Ancora Verlic, fuori per Cordedda, lontanissimo da canestro Cordedda, contro Cipriano.
vuole attaccare, lo fa, scarico per Verlick, tripla dall'angolo. 2 triple consecutive Norris ha stoppato e Michael probabilmente Jordan. chiudono il Da allora match. Michael Jordan è fermo a mezz'aria in posa. Nuovo più 15. Sì, morì. Questa tripla diventa il miglior realizzatore della sua squadra e anche della partita. Alessandro Verlick dalla panchina, 19 punti. Cipriano rischia di perdere il pallone, ci mette la mano Corded ancora una volta. Usai vuole penetrare, rischia di perdere il controllo, lascia lì per Bergolt, step back, si deve prendere il tiro, Usai allo scadere, per poco non trova la conclusione pesante. 90 secondi, ultimi 90 secondi in arrivo, Verlick sbaglia da vicino su assist di Simone Piras e poi manca dall'altra parte, vuole attaccare, l'ultimo tocco è di Pisano, rettifica perché manca il miglior realizzatore della partita, 20 punti. Ingresso in campo ed esordio anche per Carlo Fiesoli. (16 secondi per concludere per il Sant'Orsola, più 15 Sennuri, si apre Cipriano e immediatamente spara da 3 punti, non va. Perde palla Simone Piras, Bergolt immediatamente va fino in fondo. Gran canestro del numero 1 che ritrova una prestazione oltre i 15 punti. Era da un po' che non produceva così tanto, commette fallo. Entrati adesso nell'ultimo minuto, Sennori sul più 13 e Cordedda per Pisano, si fa vedere Fiesoli che spara da 3, palla che non entra. Quindi Bergolt dall'altra parte fino in fondo, ci mette la mano Cordedda, recupera la palla e quindi Fiesoli è già dall'altra parte, gliela sradica Usai. 30 secondi, Bergolt da lontano non va e quindi Pisano rallenta, ma decide di chiamare comunque lo schema coach Piras. C'è discrepanza di qualche secondo fra i due cronometri. Ma non attacca Sennori e quindi finisce così. Sant'Orsola 74, Sennori 87. Non bastano i 20 punti di manca per il Sant'Orsola, ben coadiuvato dai 15 di Bergolt, anzi 17 di Bergolt, 8 di Peruzzi e Cipriano. Per Sennori 18 Cordedda, 19 Verlick in uscita dalla panchina, 15 per Pisano, 17 Ubalek, 5 Simone Piras, 4 Tola, 2 Cabras, 7 Spano. Grazie a tutti gli amici per averci seguito, vi lasciamo con il coro della nostra tifoseria, ricordiamo il finale. Sant'Orsola 74, Innovi Sennori 87, ringraziando Nicola Bianchi per le immagini e Papura per la regia. Grazie a tutti e forza Sennori!
Boh, stacca papù.